Seconda corsa, una prova per i puledri, 2 anni non vincitori di 500 euro in carriera, 8 dietro le ali dell'Autostart. All'1 Gastrina Phil, VP dell'Annunziata, 2 Java dei Greppi Maurizio Cheli, 3 Granci FM del B Antonio Di Nardo, 4 Giacinto SL Roberto Vecchione, 5 Girl of the Day Alessandro Gocciadoro, 6 Galassia Bug Marco Stefani in seconda fila, 7 Great Feeling Run Andrea Vitagliano, 8 Gold Nugget Mark Filippo Monti. Autostart che raccoglie i partecipanti lungo la curva di sinistra, inizia ad accelerare in progressione per venire in retta e staccare. Si ritrae dal 6 Galassia Bug, problemi per Granci FM del B che sbaglia ancora dietro la macchina e si parte con veloce Giacinto SL, sbaglia anche Girl of the Day. Giacinto SL al comando nei confronti numero di 5, Galassia Girl Bug. of the Day, squalificato. La terza posizione per Java dei Greppi che precede Gastrina Phil dopo 200 metri di corsa passati in 14,9. Al numero 3 Granchi Giacinto FM del SL B, squalificato nei confronti di Galassia Bug. Poi Java dei Greppi, quindi Gastrina Phil, avanza allo scoperto Gold Nugget Mark, poi Great Feeling Run. Sono finiti a tabellone i 2 favoriti della corsa. 400 in 31,3 si va sulla piegata di sinistra con Giacinto SL al comando nei confronti di Galassia Bug, la terza posizione per Java dei Greppi, di fuori Gold Nugget Mark, quindi Gastrina Phil, Great Feeling Run. Passaggio avanti alle tribune con sempre al comando Giacinto SL, di fuori Gold Nugget Mark che avanza sul passo, in corda Galassia Bug, va a fare la seconda pariglia esterna Great Feeling Run, 1-3-6 per i primi 800 metri di corsa. Al comando Giacinto SL, nella sua scia rimane sempre Galassia Bug, all'esterno è Gold Nugget Mark con in scia Great Feeling Run, poi terzo in corda Java dei Greppi che precede Gastrina Phil, chilometro in 1:19,7 con il battistrada, figlio di Love You e Sassicaia che continua al comando, muove in terza ruota Great Feeling Run che prova ad aggirare Gold Nugget Mark, in corda rimane sempre Galassia Bug, Great Feeling che prova ad arrivare al lato di Giacinto SL, il quale accelera, guadagna terreno nei confronti dei rivali, Galassia Bug che prova a rinvenire numero lungo la corda 2, nei confronti Java di Great dei Feeling Greppi, Run, la retta d'arrivo per Giacinto SL che nel finale si allunga e viene a vincere facile al debutto. Altro successo per il Team Elert con i puledri, Robby Vecchione in salchi, al secondo è Great Feeling Run, al terzo Galassia Bug. 29,6 ad arrivare per il bel successo di Giacinto SL, Roberto Vecchione, il Team Elert, i colori della Pol Stars. Bel successo di questo figlio di Love You e Sassicaia, un bel cavallo ancora probabilmente un po' acerbo ma di sicuri mezzi, viene a vincere molto bene, 29,6 ad arrivare, tutto semplice per Giacinto SL, Roberto Vecchione il Team Elert, la scuderia Pol Stars vince il numero 4 dello schieramento, al secondo il 7, al terzo il 6 in numeri, quindi 4-7-6 la trio della seconda.